Passata l'ondata di maltempo che ha ingrossato i fiumi, da paura alle piene dell'Isonza e Natisone, con smottamenti segnalati a Studena Bassa, in comune di Pontebba, e la frana che al terza tornante ha interrotto il collegamento stradale tra Pulfero e Mersino. I danni alla fine molto contenuti rispetto alla quantità di pioggia caduta in 24 ore, quasi 400 mm. La mareggiata ha colpito nella notte la zona di Riviera a Lignano. L'acqua ha raggiunto gli ombrelloni in spiaggia, trasportando sull'arenile alcuni tronchi. Già al lavoro gli addetti del servizio spiaggia. La tregua in attesa del peggioramento. Nelle prossime ore il passaggio di un fronte freddo con lo sviluppo di alcuni temporali a partire dalle zone montane e pedemontane. Successivamente ci sarà un coinvolgimento dell'alta pianura, prima il Friuli occidentale, per spostarsi gradualmente verso nord-est. Tra domenica e martedì mattina il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato, tuttavia aumenterà progressivamente la nuvolosità all'inizio di tipo alto. Temperature massime tra i 19 e i 22 gradi, le minime tra i 9 e i 11 gradi. Dalla serata del 1° ottobre si prevede l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica che provocherà una fase instabile per almeno un paio di giorni.